Ci sono sofferenze che non fanno rumore e che possono nascondersi dietro una normalità apparente. In provincia di Belluno il tema non può essere ignorato. I dati storici sui suicidi collocano il territorio dell'Ulse Dolomiti ai livelli più elevati del Veneto. Nel periodo 2010-2020 il tasso riportato era di 128 suicidi ogni 100.000 abitanti, contro una media regionale di 84. Fra il 2018 e il 2024 nel solo distretto di Feltre i suicidi sono stati 79 su 189 a livello provinciale, dato fortunatamente in flessione, commenta il direttore generale Achille Di Falco. Ma dietro i numeri ci sono persone, famiglie, comunità che il convegno del 14 settembre all'ospedale di Feltre, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, vuole intercettare. Un laboratorio sperimentale che partirà dall'ascolto dei bisogni. È un evento che vogliamo far arrivare a tutti, alle famiglie, ai parroci, agli insegnanti, ai professori, a tutti i costituenti della comunità, che arrivino con le loro domande, con le loro criticità, perché è proprio dall'ascolto che si costruisce un dialogo costruttivo per la nostra comunità. La prevenzione come la cura allora cambiano prospettiva, come bene sta insegnando la nuova gestione della salute mentale nel Feltrino, fucina di eventi per il territorio. Non significa soltanto intervenire quando la crisi è già esplosa, ma creare le condizioni perché una persona possa parlarne prima. È accaduto anche recentemente nell'ambito del gruppo di prevenzione Podcast attivo da un paio d'anni a Feltre. L'importante è mettere in campo strategie innovative che arrivano alle persone fragili, alle persone vulnerabili o alle persone che stanno attraversando un momento di difficoltà. Questo è il nostro obiettivo. La strategia decisiva è la rete e l'azione è comunitaria, come dimostra la convenzione fra ULSS, Dolomiti e la rete di Malachia, l'organizzazione di volontariato che offre assistenza e supporto psicologico ai familiari di persone colpite da morti violente, improvvise o stigmatizzanti, come il suicidio. Più di qualche volta siamo stati interpellati da associazioni giovanili, da gruppi parrocchiali, di ragazzi che avevano perso l'amico improvvisamente in circostanze drammatiche. In questo caso la comunità è profondamente ferita perché emergono dei profondissimi sensi di colpa, com'è che non ce ne siamo accorti, era possibile evitarlo, parlarne può essere di grande aiuto e serve anche a svelenire i sospetti che sempre aleggiano in questi casi. Ma uscire dall'invisibilità significa anche cambiare il modo in cui si parla di suicidio, non spettacolarizzare, non cercare spiegazioni semplicistiche, non trasformare una tragedia in una notizia da consumare, ma parlare di prevenzione, di ascolto, di possibilità. Il 14 settembre a Feltre il confronto vuole partire proprio da qui. Le intenzioni nostre di mettere assieme istituzioni, sanità, enti del terzo settore, le reti e tutti i cittadini servono esattamente a questo. Cercare di far uscire dall'isolamento queste persone, cercare di avere un'informazione chiara e semplice da comprendere in modo che ciascuno possa accorgersi di qualcosa che non va e delicatamente orientare le persone ai servizi non soltanto sanitari ma anche a queste reti di sostegno che esistono e ci sono e funzionano molto bene.